Mancano 15 secondi al via per questa quarta corsa, un confronto per femmine di 3 anni, non vincitrici di 5.000 euro in carriera. È stata giocata Esedra Cub numero 6 con Carmine Piscoglio, la sua quota scende e la scuderia con il numero 10 di Elite è proposta 1,60. Si va in partenza con il numero 1 Eroina Jet Manuel Pistone, 2 Ella Edoardo Locisano, 3 Elettra Miura TRN Salvatore Valentino, 4 Elvira Sec GPD VP dell'Annunziata, 5 Ella Fitzgerald VF Roberto Vecchione, 6 Esedra Cub Carmine Piscuoglio, 7 Estanoce Giuseppe Lombardo, 8 Emotion DSE Maurizio Cheli, 9 Event Rose Enrico Montagna, 10 Elite Luca Lovera, 11 Eden Alter Giorgio Cassani, 12 Elessar Gad Marcello Di Nicola. L'autostart lascia i concorrenti. Sono partiti con veloce Esedra Cub a prendere l'iniziativa nei confronti di Elvira Sec GPD, poi Elettra Miura TRN, sbaglia Elvira Sec GPD. Cerca posto numero 4 Ella Fitzgerald Sec VF GPD squalificato, che parcheggia seconda avanti ad Elettra Miura TRN. Esedra Cub ha preso gran lancio, 14,2 per i primi 200 metri di corsa. Riprende in mano ora Carmine Piscoglio in salchi alla figlia di Pascia l'Est, completa i primi 400 metri in 29,7. Seconda posizione per Ella Fitzgerald VF che precede Elettra Miura TRN. Allo scoperto c'è Elite, quarta in corda, Eroina Jet che precede Estanoce, mentre la seconda pariglia al largo è presa da Ella. 46,6 per i primi 600 metri di corsa, il passaggio davanti alle tribune. Prosegue indisturbata leader Esedra Cub che precede Ella Fitzgerald VF, Elite che avanza numero al largo 9 trascinandosi Ella. Event Rose Quindi squalificato, Emotion DSE in terza pariglia, muove dall'ultima posizione Elessar Gad che prova a risalire. 32,8 addirittura i secondi 400 metri di corsa. Esedra Cub che continua ad andare pianissimo, 1,19,1 il primo chilometro, la mossa decisa da parte di Emotion DSE che spara il parziale dalla terza pariglia, cerca di portarsi sui primi, accelera ovviamente Esedra Cub per lasciare gli avversari in mezzo alla pista. Ella Fitzgerald sempre nella scia della leader, 14,9 la retta di là, è in vantaggio Esedra Cub nei confronti di Ella Fitzgerald, poi Elettra numero Miura 12 TRN, Elessar Gad Elite squalificato, e Motion DSE al largo, la retta d'arrivo per Esedra Cub che è in vantaggio, Ella Fitzgerald che prova ad andare di dentro, poi Elettra Miura TRN, Esedra Cub in vantaggio, ci prova Ella Fitzgerald, si difende Esedra Cub, si difende fino in fondo da Ella Fitzgerald VF, al terzo posto Elettra Miura TRN, 1,16,6 ragguaglio cronometrico, 29,3 a chiudere, successo del numero 6 Esedra Cub, Carmine Piscuoglio in salchi per il training di Francesco Alessandrini, colori dell'azienda agricola La Fattoria dell'Avvocato. Vittoria del numero 6 Esedra Cub, secondo il 5 di Ella Fitzgerald VF, al terzo il 3 Elettra Miura TRN.